Siamo nel regno del Bahrain e i presupposti per un'ottima gara sono garantiti. Una roccaforte Ferrari ormai da anni, praticamente inespugnabile. Riusciranno ad aggiungere un altro trofeo alla bacheca? La Formula 1 torna nel deserto oggi su questo eccezionale circuito di 5.412 metri. 15 curve danno svariate opportunità di sorpasso. Potremo assistere a una gara alquanto strategica oggi. Sakira è un circuito famoso per consumare le gomme posteriori. Aspettatevi di vedere i piloti in difficoltà prima o poi nel corso del Gran Premio. Il Gran Premio è alle porte, Luca Filippi è qui con me per il commento tecnico. Vogliamo parlare della Mercedes? Quest'anno ci sono stati diversi cambiamenti al regolamento per quanto riguarda l'aerodinamica e quel che abbiamo visto finora non lascia pensare che si siano adattati bene. Per ora non sembra una bella situazione per loro. E se le nuove regole hanno avuto un impatto duro quanto pensiamo, beh, dovranno passare qualche nottata a lavorare per rimettersi al passo. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. Lewis Hamilton parte dalla pole position e Valtteri Bottas completa la prima fila. Nel resto della griglia invece Vettel, Leclerc, Daniel Ricciardo e Sainz, Verstappen, Perez, Ocon e Lando Norris, Stroll, Albon, Mick Schumacher. L'uomo della pioggia. Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano, 13esimi e 14esimi, la macchina non gira, non c'è niente da fare. Quindi non faccio ragionamenti sono cazzi. Comunque penso che sarà l'ultima gara con questa livrea, anche se mi piace, perché ho trovato il modo di scaricare le livree originali e anche i loghi delle scuderie originali, quindi a sto punto andrò così. E niente raga, partiamo. Sono un po' incazzato, sinceramente non capisco, se capisco il cambio di regolamento, quel cazzo che vuoi, però non ha senso una macchina così involuta nelle prime due gare. Un po' me lo aspettavo e l'ho anche detto, però bisogna i coglioni. Dai andiamo raga, scateniamo l'inferno, cazzo, voglio i punti quando mi interessa, spacco fuori. Vai ragazzi. Vai, 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 vai. Ok. Andiamo, questa livrea è molto bella, però se posso mettere quelle originali preferisco onestamente. Ok, ho recuperato molte posizioni. Tanto qualcuno perde pezzi, attenzione! Sì, ha problemi Perez. Dai, cazzo, siamo tornati aggressivi e forti. Sainz però è una bestia, oh. Mamma, Carlos Sainz Junior. Siamo dimenticati che rimette la miscela grassotta. Siamo un po' deficienti allora. La macchina mia è a posto, ok. E vaffanculo anche. Servono tanto punti adesso per il morale. Bel primo giro, continua. Sì, non è veramente ha fatto una partenza come i vecchi tempi. Sembra avere un buon passo gara però. Il passo gara era buono in prova libera, la qualifica meno. Dopo abbiamo un problema sul giro secco comunque, Questa è la dura e cruda realtà. E le Renault sono forti, le Renault e McLaren le vedo molto forti. Ok, il primo giro è completato, Gigi già subito fastest, dici sì, con la doppietta Mercedes, però fioi, cioè no, Cioè mi sono rotto il cazzo, dobbiamo svegliarci tutti quanti, comunque abbiamo anche le medie noi. È inaccettabile vedere continuamente la Mercedes prima, anche nei suoi videogiochi, mamma mia. Di rabbia, come di rabbia. Troppo reale sto gioco. Voglio stare davanti a Sainz Junior. Beh, il passo comunque non è malissimo col fatto che lui ha le soft e io le medie, Addirittura miglior primo settore. Adesso però purtroppo con Sainz davanti sarà difficile fare il fastest. Devo ancora fare un fastest, finora. Ma ci sta. Però abbiamo 3 podi, 2 terzi posti e un secondo. E una pole position, come primo anno. Siamo stati anche troppo bravi. Ha fatto veramente una gran partenza. Per il momento stiamo mantenendo un buon ritmo. No, ecco, appena detto. Porca trota.
Appena detto, ho rischiato l'incidentone. Non posso permettermi di ritirarmi adesso perché poi abbiamo Monte Carlo, Azerbaijan, quelle gare che noi abbiamo tanto. Sta iniziando adesso il valzer dei box, perfetto. Il ritmo gara c'è, sono molto soddisfatto, dai. Già c'è un miglioramento importante rispetto a Melbourne, anche se in realtà non ho migliorato la macchina, ma forse proprio quella macchina. A questo punto, a questo punto Melbourne è una gara sfavorevole, almeno per adesso. Siamo secondi ovviamente, devono ancora dare box altre scuderie. Schumacher è quinto, grande Mick, anche lui è la mia strategia, però questo forse non è il massimo, sarebbe sempre bene insomma, fare due strategie diverse. Peccato non poter scegliere, cioè comunque parlare col mio pilota, perché fondamentalmente è mia la scuderia. Voglio fare bei punti, cazzo. Servono come il pane, Bahrain, gara iper favorevole di solito, dobbiamo approfittarne. Perché la prima parte di mondiale non è semplice per noi, Tra gli aggiornamenti che dovevamo fare, siamo rimasti indietro un po' con la produzione perché ho dovuto recuperare il motore. E il discorso che c'è Monte Carlo soprattutto, che non voglio simularla perché è brutto, però a questo punto a Monte Carlo mi metto in tutta la power unit, mi aggiungo un pezzo così almeno prendo la penalità, ma tanto la qualifica sarà 20°, quindi cambierà poco. Chiaramente aspetto le qualifiche che non si sa mai, magari mi invento il capolavoro. Però c'è Attenzione, ci aspettiamo una perdita di tutto aderenza qua, da un momento ma stai all'altro. buono. Ok, almeno mi faccio qualche giro in prima posizione, che bello, che bello, che bello. Ora sì che si gode. Così gli sponsor sono felici. Sono molto felici gli sponsor. Però Marino, facciamo ste cagate, grazie. Ho già le gomme parecchio consumate, però io la sosta ce l'ho tra il 13° e il 15° laps, quindi devo fare ancora molti giri su queste gomme. Schumacher è terzo, primi e terzi siamo, un giorno sarà così. Non adesso, ma un giorno sarà così. Sento comunque la monoposto più scorbutica. Ok, chissà cosa hanno messo gli altri, se vanno sulle due soste o su una sosta solo, bisogna capire, questo è molto importante. È chiaro che devo tenere parecchio, perché sennò non ha senso mettere le medium se vado ai box nello stesso giro, sono lontanissimo dalla zona box. C'è una nuova strategia disponibile sul No, strategia del DNF. cazzo, adesso vediamo dove finisco. Non so, vediamo se è positivo o negativo, non saprei definirlo sinceramente. Vediamo. Ok, rallenta. Devo dare i box un po'. Il problema è che devo dare i box prima del dovuto e rischio di ritrovarmi. Intanto è fuori Gasly. Rischio di ritrovarmi dopo che faccio gli ultimi giri con le gomme all'80% di usura, che do coglioni. In questo momento non volevo la safety car, arriva, niente, cioè ormai abbiamo capito che una safety car a gara ci sarà sempre. Che palle, madonna. Adesso vediamo dove finiamo, sono proprio curioso, guarda, sono proprio curioso, guarda. Dai, corri Forest. Ok. Cazzo, vanno tutti i box, anche Mick. Quanto perderà Mick? Ma Dio Cristo. Mick è rientrato. Ma vaffanculo. Ah. Vai, Ok. vai. Veloce, 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 veloce. Ok. La gara con il treno attuale.
Vabbè, sesti siamo con le hard, qualcun altro dovrà andare ai box. Vettel ancora le soft. E vediamo che succede. Ricciardo, oh la Renault! Va, bomba la Renault. Dai che lo freghiamo, dai che lo freghiamo. Siamo partiti benissimo. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 4. Siamo partiti molto bene stavolta. No! Mamma mia, cosa ho fatto? Ne ho superati due. Due in un colpo solo, fioi. Collisione con Vettel, ma dove? Ma vai a cagare, va. Cosa si è inventato il Cume? Che si è inventato veneziano? Ok, adesso bisogna dominare però. Ok, pare che la vettura dietro di te cominci ad avere problemi con il carburante. Approfittiamone nei prossimi giri. Molto bene. Molto bene. Dai che il ritmo c'è, cazzo, il ritmo c'è. Se riusciamo a non perdere troppo con le hard, adesso Leclerc e Vettel non possiamo tenerli dietro, se salvo che la Ferrari sia deficiente, per carità. Se dobbiamo analizzare la vera Ferrari, sì. Io so che arriverò a fine gara con le gomme finite. Ok, il distacco è 2. È giusto che sia così. Io darò battaglia comunque, Guarda, come butta. Bella mossa, Charles è forte. Ok, perfetto, Alettone. A posto, io controllo sempre, non si sa mai. Ok, cerchiamo di usare Charles come lepre, così scappiamo via anche noi. Purtroppo non è come la corsa al ciclismo, però non si sa mai, Beppe. Non si sa mai. Ok. Leclerc se ne sta andando. Adesso secondo me arriva anche Vettel, anche se è meno forte di Charles. Vettel non può stare dietro con le soft, è proprio ridicolo. Dobbiamo sfruttare i rettilinei per cercare di non prendere le bombe. Il ritmo gara c'è assolutamente. Stiamo in silenzio, ma boh. Cioè adesso vanno i box, le Williams, insomma. Mancano tanti giri, vediamo quanto distacco ho. Cioè ho 12 secondi di vantaggio su Bottas. Cioè la safety car chiaramente in primis, e comunque il mio buon ritmo gara mi sta dando una chance, ragazzi. Non, cioè, se vinco viene giù lo stadio. Però ho una chance devastante, raga. Cioè se riesco a rimanere costante nei giri. Cioè comunque Bottas deve recuperare, c'è anche Ricciardo in realtà che ne ha 9. Non mi sembra. Però comunque la mia strategia è perfetta, la safety car ti aiuta, cioè c'è poco da fare. Sto sfruttando bene la safety car. Stroll anche lui alle hard, quindi presumo che rimanga in pista fino alla fine, deve superare anche Stroll, quindi sia Ricciardo che Bottas. Sto perdendo ovviamente, perderò ogni giro a un secondo, penso. Spero non di più, se no veramente mi prendono tranquillamente. Però ragazzi, sta succedendo l'impossibile, In realtà la safety car mi ha aiutato in maniera devastante. Relax, Come, relax.
Per il momento non stiamo perdendo troppo da Bottas, Il tuo vantaggio sulla vettura che ti segue aumenta di 5 decimi a giro. Concentration please. Concentration. Sta succedendo in ogni caso qualcosa che non ha senso. Cioè anche i Gigi sono tutti i big sono là. Loro hanno fatto una sosta in più e io ho approfittato della safety car. Pazzesco. Il problema è che comunque non sto girando abbastanza bene, che mi permette di perdere non troppo a giro per il momento. Le gomme sono ancora messe abbastanza bene. È tutto da vedere, ragazzi, sono dir teso e dir poco, Attento come. Che Ricciardo non è lontano, Però deve prima superarsi Stroll. Superare una Racing Point non è mai cosa semplice. Ok. Le Mercedes sono a 10 secondi e intanto i giri sono sempre meno. Stiamo zitti, silenzio, silenzio. Giro record di Ricciardo, stanno arrivando, ragazzi, la cosa ormai è ufficiale. E Stroll secondo, incredibile. Io e Stroll ne stiamo approfittando come due maledetti proprio. Giro record di Giovinazzi, perché siamo tutti pazzi di Giovinazzi. Il Bahrain è un fortino Ferrari negli ultimi, cioè è sempre stato così, ha vinto tantissimo la Ferrari qua, ma Veneziano vuole distruggere tutto. Ok. Ricciardo ormai è a ridosso di Stroll. Le Mercedes non stanno per il momento guadagnando così tanto, Cioè è pazzesco, è pazzesco. Vincere con queste prestazioni a 90 di difficoltà, per me, per come gioco io, sono una pippa obesa, sarebbe qualcosa che va al di là, sarebbe un trofeo del canale assolutamente. Ma stiamo buoni, manca ancora troppo. Manca ancora troppo. Ricciardo ormai è arrivato. Cioè insomma, in realtà è 4 secondi ancora, però un po' di paura ce l'ho. Comunque classifica stranissima, la safety car ha rivoluzionato veramente tutto. Grazie Gasly. Ti ho insultato, ma in realtà hai fatto cosa buona e giusta. Cioè se vinco con questa livrea e dopo la cambiamo, mi viene un po' da ridere, però nessun problema alle gomme, continua a mantenerle così. Stiamo guidando bene per i nostri standard, Abbiamo un ritmo comunque costante sul giro. E questo è importante. Cioè, ho fatto la sosta gratuita praticamente. Sì, non so perché mi sono incazzato in realtà. Il vero vaneggio comendiano forse è quello. Del perché incazzarsi di una cosa che ti può solo favorire. Ricciardo a 2 secondi però adesso. Ricciardo sta arrivando. Ricciardo, il nostro Ricciardo. Attento come ti prego. Due secondi ormai c'è. Beh, difficoltà invece sta guadagnando meno la Bottas ed Hamilton, sono tutti e due a 6 secondi perché stanno battagliando tra di loro. Cioè è incredibile, ragazzi. A questo punto ce la giochiamo io e Ricciardo alla vittoria. Giri sempre comunque costanti, va bene. La vettura dietro di te è più veloce, guadagna un secondo al giro. Lo so, ecco, il rettilineo però guadagno sempre quel decimo, quei 2 decimi utilissimi, utilissimi, ragazzi. Manca ancora troppo però. 5 giri sono veramente un'eternità.
Adesso devo mettere un po' standard perché sennò il motore fonde e rischio di perdere anche prestazioni. Questo giro perderò, vediamo, spero di non perdere troppo, ma devo farlo almeno un giro standard perché sennò... Ricciardo sta arrivando, ha la macchina più forte e le gomme migliori. Sulla carta non c'è partita, vedremo se riuscirà a superarmi. Bottas a 5. Sono là, ragazzi. Metterei la firma perché anche per un terzo posto in sto momento, comunque. Se voglio mi possono superare tranquillamente. Vediamo. Noi stiamo dando tutto. Le gomme comincia un'usura un po' più pesante, ma sono ancora ampiamente accettabili. Ok, Ricciardo ormai è in zona DRS. Richard è in zona DRS. Ricciardo maledetto. 4 laps. Ricciardo vuole vincere, ha un'occasione d'oro Daniel Ricciardo. Vediamo se sarà la prima vittoria per veneziano della carriera o no. L'occasione c'è, ma Ricciardo a 3 decimi adesso però. Tensione incredibile. Per fortuna le Mercedes fanno un po' più fatica perché stanno battagliando tra di loro. Attenzione, Ricciardo c'è ormai. Ricciardo c'è. Sufficienza per altri 5 giri. Ricciardo c'è. Devo essere pulitissimo, non posso permettermi di far cagate, non sarebbe giusto. Qua lottiamo per la vittoria, quindi devo essere sportivo al massimo. Ricciardo è a 2 decimi. Ora sì, Ricciardo deve svegliarsi adesso. E adesso vediamo. Ricciardo ha tutto per starmi davanti. Io non cambio traiettoria, è giusto così. Stagli sotto. Appena fa un errore ci riprendiamo la posizione. Ricciardo se l'è presa correttamente. Io non me la sono sentita di cambiare direzione, primo perché non è giusto, secondo perché se lotto per la vittoria è giusto che sia così. Adesso ho 4 secondi da tenere sulle Mercedes, quindi sfuma la prima vittoria, salvo un crollo suo di prestazione, ma io li sto comunque sotto, non si sa mai. Peccato che non ci sono gli errori dei piloti testa a coda, questo sarebbe bellissimo come GP4, che tanti me lo chiedono, ma ragazzi non posso portarlo perché ormai non è più, come si dice, proprio impossibile da usarlo su Windows 10. Dopo se qualcuno ha il modo di farcela, che mi manda pure un messaggio, volentieri. Le Mercedes sono in difficoltà, ragazzi, possiamo alla seconda gara essere già secondi. Molta fortuna della safety car, però il mio ritmo è un buon ritmo, c'è poco da fare. Io vado male comunque con le soft. Il mio problema sono le gomme soft, ragazzi, come sempre, come l'altro anno. Sembra curioso, ma è così. No, ma la Stroll non perdo niente. La Stroll facciamo gli stessi giri. Stiamo girando uguali io e Lance. Però Ricciardo se ne sta andando. Ricciardo sta vincendo una gara incredibile. Stiamo accorciando le distanze sulla vettura davanti, ma ricorda che dobbiamo arrivare alla fine della gara con questo treno di gomme. Complimenti a Daniel. Dai Daniel, ritirati adesso. Un bel retired, dai. Attenzione, sta arrivando Valtteri. Ai ai ai. Sta arrivando Valtteri e manca un giro e mezzo. Può farcela Valtteri a superarmi in un giro e mezzo. Comunque anche la mia strategia è perfetta comunque,
Ero molto deluso inizio Gran Premio che partiamo da 14ª piazza, raga. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 La giri. qualifica comunque è stata difficile, cioè noi nel giro secco abbiamo problemi incredibili purtroppo e non capisco il perché. L'altro anno siamo andati benissimo in qualifica, ho fatto addirittura una pole. Comunque voci affermano che la livrea comendiana può cambiare anche gli sponsor. Ormai la Comenda GP è una realtà importante, sponsor grandiosi come la Virgin, come la Canon, come tanti altri stanno sondando il terreno e dare al Comendone la possibilità di fare più soldi. Vedremo. Adesso pensiamo al final lap comendiano che ci può regalare un secondo posto inesperato alla vigilia. Sei all'ultimo giro. Dobbiamo ringraziare tanto la safety car però, ci sta dando una mano importante. Veramente ci sta dando una grossa mano. Tanto Stroll e Hamilton stanno lottando. Sta maturando un risultato incredibile. Ok, Beppe, ok. Valtteri a 1 secondo e 2. Ci ha rifilato 5 secondi Ricciardo in 3 giri comunque, Però io ho girato sempre bene. Non ho mai sbagliato nulla, cazzo. Me lo merito sul secondo posto. Un po' di fortuna c'è stata, ma me lo merito. Attenzione a Valtteri. Ti prego, final curve, sta maturando per Veneziano il suo secondo posto in carriera e il 4º podio in carriera. E sì ragazzi, è podio ed è secondo posto, godo come un porco. Yes! Sì cazzo! Sì! Mi prendo che il pilota della giornata, per quinta volta. Sì, il cazzo. Yes! Comunque l'ho fatta bene la macchina, sembra veramente la Renault ING. C'è area di festa al box oggi. C'è Renault prima e la Cumena GP seconda con la livrea Renault. Incredibile. Il mondo è strano, Beppe. Dimmi Luca, che bello il casco. Cosa si sono dimostrati superiori ai concorrenti? Oggi secondo me era tutta questione di trovarsi nel posto giusto al momento giusto. C'è Cacà, anche Cacà. In pista della safety car ci aspettavamo una gara completamente infatti, quello ha cambiato tutto. Approfittarne al meglio dopo che le Sainz ottavo, Godo davanti a Sainz. Ecco i vincitori di oggi. Che grande gara. Grande Cume, grande Cume. Cos'è il successo in Formula 1 e non vede l'ora di conquistarne altri. Congratulazioni. Grande anche Ricciardo, comunque grande Renault, grandi passi a gigante. Adesso champagne. Yes. E ora vediamo come questi risultati si riflettono sulla classifica piloti. Allora io e Stroll abbiamo girato uguali praticamente. Ci ha salvato veramente Tre quarti siamo, Direi l'uomo della qua pioggia quinti. ha saputo sfruttare al meglio. Vabbè, io voglio lasciare con questa classifica qualcosa di incredibile. Non so se ricapiterà a breve, ma ragazzi, godo come un porco. Raga, un saluto dal Comandante Veneziano. Ciao!